Manca una settimana all'evento culturale per eccellenza giunto quest'anno alla sua 22esima edizione. Il premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha premiato nelle scorse edizioni personalità di spicco del panorama letterario mondiale, finanche il premio Nobel Mario Vargas Llosa. La cerimonia di premiazione si svolgerà come consuetudine nella celebre piazza Matteotti a Santa Margherita Belice sabato prossimo 8 agosto alle 21, dove sul palco della città del Gattopardo ci sarà anche il grande cantautore Franco Battiato, oltre alla vincitrice del prestigioso premio di cui ci ha parlato il fondatore del premio, nonché presidente della giuria, Gioacchino Lanza Tomasi. Il premiato è Fleur Jeggi, è una scrittrice di nascita svizzera, il suo argomento è sempre l'oppressione di una educazione protestante in un collegio di Zurigo, ma è una scrittrice di un italiano cristallino e bellissimo. Poi abbiamo fatto la ricerca della componente femminile che lei abbiamo individuato. Io penso che la scelta sia particolarmente felice e vi sarà un rilievo stampa notevole, c'è una intervista su Gnoli su Repubblica che per il premio verrà consegnato il giorno 8 a Santa Maria da Belice. La Ieghi poi è stata anche una paroliera di Battiato, infatti chi terrà il concerto sarà Battiato. Può sembrare strano, ma la Ieghi ha questo animo terribile di una cultura, dell'ossessione che è stata quella della sua infanzia e veramente ha trovato in Italia una cultura della libertà e quindi la donna è oggi particolarmente felice in questo momento e io sono molto lieto che sia stato assegnato il premio. Il premio ha avuto delle scelte anche di grande risonanza, abbiamo avuto Vargas Llosa, il premio Nobel, Javier Mavis, questi sono grandissimi scrittori, eccetera. Si poteva ancora proseguire abbiamo avuto due grandi scrittori israeliani, eccetera, su questa via. E questo però, un ritorno a una donna che ha un amore, una bellezza di un linguaggio italiano semplicissimo, mi fa molto piacere. E penso che insomma, interrompe una via che potevamo dire beh, è troppo facile con grandi scrittori, ma ci sono anche degli altri grandi scrittori, questo è il significato che avrà il premio quest'anno.